Ci siamo quasi. No, ci siamo proprio. Quella non è che si scherza. Allora, entrate, vi vedo. Salutiamo. Andiamo direttamente perché qua non c'è tempo da perdere. Non finiamo nemmeno la sigla, tanto non c'è. Allora, saluto al volo immediatamente Antonio Donelli, L. Steve, Achille Trotta, Joe TV, i miei moderatori, e faccio entrare direttamente, perché il tempo stringe, facciamo entrare direttamente l'ottimo Antonio Moschella per voi. Buonasera. Grande Antonio, e grazie per le... Non è un'improvvisata, te l'avevo chiesto, però la dovevamo fare, anche se abbiamo visto che hanno recuperato Paris Saint-Germain, squadra turca, e quindi tu la devi curare. Istanbul Basaksehir. Non lo so dire. No, ma manco io. Quindi tu la devi osservare, la devi recuperare. Cercheremo di prendere più domande possibili dagli amici. Vedo Brewer, vedo Scream l'assassino, Massimo Matriciano, Giorgino, eccetera, Lorenzo Pugliese. Allora, la prima domanda è quella classica che probabilmente tutti si stanno chiedendo: come sta a livello di forma la Real Sociedad, visto che comunque continua a essere seconda in Liga? Che ci puoi dire? Che ci dobbiamo aspettare domani? Guarda, continua ad essere seconda, però non ci dimentichiamo che il Barcellona ha 2 partite in meno, il Real Madrid ce n'ha una in meno, e che soprattutto io ho visto domenica uno 0-0 compassato a vittoria contro l'Alaves, e fondamentalmente non ci saranno Oyarzabal e David Silva. Cioè è come se al Napoli mancassero Mertens e Lozano, scusami, Mertens e Insigne. Esatto. Quindi stiamo parlando di due giocatori molto importanti. Sì, al di là della manovra, anche Oyarzabal è uno che fa tanti gol, non sbaglia un rigore, tipo Jorginho, fa il saltino e poi spiazza il portiere, ed è uno che quest'anno è maturato tanto, che è diventato capitano, e che fondamentalmente ti dico, nell'economia del gioco della Real è più importante di David Silva, perché lì da anni. Esatto. Quindi, sono 2 assenze gravi fondamentalmente. Benissimo, allora salutiamo tutti quanti, Navajo, Antonio Donelli, Joe che si sta occupando di tutta la moderazione, Giancarlo Pacelli. Allora ragazzi, Francesco Checco, se avete delle domande specifiche approfittiamone di Antonio che si trova qui con noi dalla Spagna, Nino Bertucci, Giancarlo Pacelli. Nel frattempo abbiamo mandato la notifica al canale Telegram, che io vi invito sempre di unirvi, al quale io vi invito sempre di unirvi, perché così non vi perdete le notifiche, perché si sa che YouTube ogni tanto fallisce, e quindi così. Io abbiamo una prima cosa, prenderei attaccante del Real. Della Real forse, no, vorrà dire. Ma chi sarebbe? Sì. Quale? Quale? Esatto. La domanda che, scusa, vedo una domanda lì, no? Io le vedo al volo, che dici? Rispondo benissimo, sì. E per la Real, sì, in questo momento è la partita più importante della stagione, perché ovviamente anche per loro è importante andare avanti in Europa League, è una competizione che possono vincere anche loro, quindi sicuramente è importante, ma infatti il presidente, appena arrivato a Napoli, subito l'ha messa, come dire, l'ha fatto capire l'importanza della partita, ha detto è una partita di vita o di morte. Una questione di vita o di morte, addirittura detto così. Quindi rendiamoci conto che ovviamente per loro sì, è fondamentale come partita. Credi addirittura che la Z Alkmaar, che tra l'altro ha licenziato il proprio allenatore, cosa clamorosa, perché si era messo d'accordo, aveva cominciato trattative con il Feyenoord, credi che avrà vita facile con il Rijeka, oppure ci possiamo aspettare, perché tu magari hai visto Real Sociedad Rijeka? Sì, però in realtà no, ti dico la verità, no, lo ammetto, non l'ho vista, in realtà ho sentito per radio il secondo tempo del Napoli, perché ero andato a giocare io a pallone, ogni tanto, capito? Facciamo finta di essere ancora giovani, e quindi insomma uno ci prova, però alla fine, sai, il fatto è che di Rijeka giocano in Croazia, se non mi sbaglio, no? Il Rijeka ha dato fastidio anche a noi, come dire, sai, queste partite qui. Io ricordo sempre, ti ricordi quando il Napoli andò a giocare a Lisbona col Benfica? E che quell'altra, non mi ricordo adesso gli avversari quali erano, ma pareggiarono
o tipo addirittura perse la nostra rivale, e quindi il Napoli poteva anche soltanto pareggiare. Sai, sono quelle partite che non puoi decifrare. Primi 45 minuti, insomma, si gioca come se non fosse successo niente, poi magari si dà uno sguardo. Esatto. Leggiamo quest'altra domanda di Giancarlo Pacelli. Una domanda: ho ascoltato l'intervista dell'allenatore e di Monreal e mi sono parsi sicuri di vincere. Spavalderia o sicurezza dei propri mezzi? Guarda, Monreal è uno esperto, secondo me è uno sicuro dei suoi mezzi, ha giocato nell'Arsenal, è un buon difensore, ha fatto un periodo anche in nazionale. E invece Aguasil, dopo quello che ha detto su Maradona, ormai guarda, per me può dire tutto. Quindi non è che, la verità, è chiaro che lui viene a giocarsela, vuole vincere e sa che può farcela fondamentalmente perché la squadra è buona, anche se mancano 2 giocatori molto importanti. Angela Torre ci chiede: Antonio, e quindi mancando Oyarzabal e Silva, chi sarà l'uomo più pericoloso della Sociedad? Guarda, ti dico Portu, che comunque è una sorta di Callejon, diciamo 2.0, che fa molti tagli alla destra classica, e alla fine Isaac, se dovesse giocare titolare, lo svedese. È bravo, lui è veramente un bel prospetto, può dare fastidio, però manca veramente chi gli dà la palla. Bisognerà non fargli arrivare la palla sotto porta, fondamentalmente, perché veramente senza David Silva ovviamente perdono un generatore di gioco che l'anno scorso l'ha stato Odegaard, che adesso è al Real Madrid. Quindi, come dire, alla fine il tassello l'hanno perso. È ovvio che sarà un altro tipo di partita. In questo è un vantaggio per il Napoli, questo è sicuro. Ci ha fatto più piacere sicuramente. Probabile formazione di Lorenzo Pugliese: 4-2-3-1, Spina, Yusai, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Bakayoko, Lozano, Zielinski, Insigne, Mertens. Che ne dite? Rispondo prima io? Sì. Ci può stare, sicuramente Fabian gioca, perché ovviamente è chiaramente... ha smaltito, esatto, e quindi non ha giocato l'altra volta, insomma comunque non è partito titolare. E ho l'unico dubbio in punta e su Isai, perché appunto se Isai è recuperato, allora per me va anche bene che giochi dietro, perché paradossalmente in questo momento mi sembra quello che difende meglio, però devi vedere come sta. Esatto, e anche per dare un turno di riposo a Di Lorenzo, che le sta facendo tutte. E che soprattutto ultimamente è stato un po', come dire, appannato. Sì. E poi la punta Mertens, sì, sicuramente ovviamente Osimhen non c'è, quindi o Petagna o giocherà uno dei due, dipende anche da come vorrà andare a giocare a Genova. Magari sarebbe più ideale cominciare con Petagna per fare sportellate, nell'ultima mezz'ora Mertens si inserisce, che quelli sono stanchi, e li imbecchi in profondità. Poi non lo so, figurati, è chiaro che sicuramente secondo me gli altri saranno tutti titolari, cioè, quindi ti dico Mertens o Spina sono i miei dubbi fondamentalmente. Non so se tu metteresti Demme in mezzo. A me piacerebbe, però li sta anche alternando. Io sto pensando che forse Fabian e Zielinski sì, quindi può esserci Bakayoko in mezzo, e Zielinski deve scegliere praticamente dove mettersi a seconda delle fasi della partita. Sì, bisogna capire come stai usare. Io non credo che lo metterà titolare se ha recuperato. Post Covid abbiamo visto quanto tempo ci ha messo anche Zielinski a ritrovare la forma, e anche Elmas, esatto. Domanda per entrambi: secondo voi che partita farà il Napoli e la Real, sapendo che comunque noi abbiamo 2 risultati utili su 3, però dobbiamo passare per primi? Allora rispondo veloce. Lo sai che il Napoli, quando ha 2 risultati su 3, è meglio che non ci pensi. Certo. Quindi il Napoli deve giocare per vincere a prescindere, e la cosa buona è che la Real deve fare la partita, deve fare il risultato, è una squadra che ti fa giocare comunque a prescindere. Quindi sì, il Napoli giocherà per vincere. L'unica cosa che possiamo probabilmente considerare è che magari non dobbiamo fare, non siamo costretti a fare un pressing troppo alto, perché loro col giro palla ne possono uscire bene dalla difesa, è una cosa che a loro piace fare, e quindi ti puoi scoprire inutilmente. Puoi essere un pochino più attendista, cioè non devi fare pullman, perché comunque se gli lasci troppo il pallino, stiamo comunque allo stadio Diego Armando Maradona, ecco, appunto. Diciamo la anche di onorare, insomma, va onorato, prima partita col nome ufficiale, e insomma Achille, credo che la Real Sociedad ha un buon livello di palleggio con David Silva, che però fortunatamente
non incontreremo, quindi bene per noi. Andiamo a vedere, Massimo, che Napoli vedremo con Petagna centroattacco o con il tridente Insigne, Mertens, Lozano? Insigne, Mertens, Lozano. Fabian partirà di nuovo la panchina, io confermerei Demme. È interessante, Massimo, non lo so, io credo che non partirà Petagna stavolta, credo che la partita è per quelli tosti. Mi piace anche pensare che si stanno alternando quasi scientificamente, a volte. Cioè, quando comincia Lozano, poi la prossima la comincia Politano, se stanno tutti in forma. Sì. Avendo cominciato Petagna e ha fatto tutta la partita, immagino che magari possa partire dalla panchina e quindi Mertens, che ha riposato di più, sarà punta centrale. Resta la curiosità sul modulo, perché non so. Sì, anche se poi, sai, secondo me alla fine lascia un po' il tempo che trova, nel senso che comunque Zielinski a volte scende, a volte fa... Diciamo che se c'hai Zielinski a partire in corso puoi cambiare il modulo, o puoi, come dire, camuffarlo. Se non ce l'hai è più difficile. È chiaro che Mertens non fa mai il terzo di centrocampo, Elmas magari potrebbe farlo, però... lo aspettiamo, lo vogliamo vedere anche a lui, sì. Sicuramente. Allora, Elpidio, buonasera amici bellini. La Real, visto che si trova, per modo di dire, spuntata, è in grado di fare una partita sporca? Ritieni che Fabian possa essere appetibile a gennaio per le major spagnole? Addirittura. Guarda, allora, la partita sporca la potrà fare, perché comunque è una squadra basca, loro lottano su ogni pallone, è come se fossero inglesi. Dal punto di vista culturale loro giocano molto anche sul fisico, quindi potrebbero farla. E il fatto di Fabian, ti dico, a gennaio non credo proprio che parta, anche perché Gattuso fondamentalmente lo adora. Certo. E magari potrebbe darsi che l'anno prossimo, io non mi sembra che il Real Madrid e il Barcellona abbiano giocatori così più forti di lui, soprattutto visto come giocano, se giocano con un centrocampo a 3, eccetera, eccetera. Io credo che se arrivano 60-70 milioni sotto il naso di Aurelio, insomma, non credo che sia difficile che possa andare via. Si considera, almeno l'offerta si considera. Esatto, esattamente. Allora, andiamo a vedere che trascende la partita. Ma Osimhen, non è che dietro la spalla si nasconde qualcosa di più serio? Beh, qua nessuno dei due è a Napoli, quindi non possiamo dirlo. Però dovete dire più voi. Credo però che effettivamente, mamma mia, sarebbe veramente sfortuna, e credo che sarebbe stato, come dire, in qualche modo già comunicato. Non vedo perché tutto questo segreto, non credo che sia una cosa così grave. Male che vada, può tornare a gennaio. Sì, sicuramente. Allora, andiamo a vedere. Buonasera Rita, benvenuta. Buonasera Valeria, moderatori bellini, e agli spettatori super bellini. Qua, Antonio, dall'ultima live che abbiamo fatto insieme, qua siamo cresciuti, abbiamo moderatori, abbiamo haters. Meraviglia. Il circo. Metterei Meret, Kula, Ramani. Ramani vale lo stesso discorso di Yusai. Sì. Ma poi Ramani, non so, ho proprio l'impressione che Gattuso stia ancora aspettando un altro po'. Sì, perché è l'unico che praticamente non ha mai giocato. Esatto, tra lui e Malqui. Sì, però sai, Malqui alla fine, sì, esatto, bravo. Non ricordavo l'altro, però fondamentalmente Malqui, tra infortunio l'anno scorso, situazioni tattiche, eccetera, eccetera, era comunque un esubero anche quasi di Ancelotti, quindi mi verrebbe da dire che ci stava. Sono 5, in effetti sono 5, è l'unico reparto, insomma, ruolo, il terzino, dove abbiamo proprio l'uno in più. Sì. Quindi se Gulam sta bene, è ovvio che le gerarchie sono fatte. Gulam e Mario Rui e Yusai e Di Lorenzo. Poi io su Gulam purtroppo ho visto il riassunto, perché non ho visto il primo tempo e quasi neanche il secondo della partita che ha fatto all'inizio. Si vede che purtroppo lui proprio gli manca proprio o il ritmo partita, o comunque all'ora di gioco non ce la fa più. Non ci arriva. È veramente un puro sangue che ha bisogno del massimo sostegno fisico. Se non ce l'ha, perde tanto, è chiaro. Sì, perde moltissimo. Hai un'idea sull'Inter? Si qualificherà l'Inter? Secondo me il biscotto non c'è. Ok. Che ci sia il biscotto, quindi
l'Inter potrebbe dipendere da se stessa, però è talmente veramente pazza a Sinter che magari in campionato ti fa un campionatone e poi esce in Champions, magari non va manco in Europa League. Però il biscotto lo scongiuro, poi magari io tra 3 ore mi smentiscono, però io lo scongiurerei. Staremo a vedere. Antonio ci dice: sarà la partita di Lozano, avremo molto spazio aperto. Può essere, sì, non lo escludo. Anche ci sarà Monreal di là a chiudere, però sì, potrebbe essere. Marat vuole giocare lui al posto di Marat. Bene. Già Meret sta facendo praticamente panchini, perché mi sembra evidente che il dualismo è risolto, insomma. Guarda, io lo adoro tra i pali, però si vede che effettivamente gli manca a livello proprio di comunicazione, di leadership, di aggressività sulle palle alte e ovviamente anche di ripartenza col piede. In questo, guarda, Ospina mi ha sorpreso molto nell'ultimo periodo, molto di più che con Ancelotti. Per come proprio comanda tutto e fa quasi una sorta di Reina, quasi vero Reina, più o meno un paragone. Angioletto ha rinominato Pepe Sedia perché non para. Reina gli è andata bene ieri, non so se ieri l'ho vista, ieri gli è andata proprio bene, gli è andata molto bene. La Lazio praticamente da passare prima poteva uscire una roba. Però è andata bene a tutti, anche a noi, perché la Lazio deve stancarsi in Champions, il Napoli vuole un fastidio meno in Champions, ma anche l'Inter, devono passare tutte. Vero. E infatti qua già si comincia a pensare per eventualmente il futuro. Nino Bertucci ci dice: Tottenham e United sono pericolose per le italiane dagli ottavi in poi. Queste le peschi se arrivi secondo, è per questo che oggi devi vincere. Mamma mia, devi vincere, cioè domani, scusami, devi vincere, perché è chiaro, perché poi sai, il problema è che devi anche andare a giocare il ritorno lì. Quello è. Tu vai a giocare il ritorno anche, vedi, perché ieri c'erano anche 2000 spettatori a Stamford Bridge. È vero, in Inghilterra tu metti 5000 spettatori a Old Trafford a febbraio, sono cavoli. E poi noi non siamo più abituati, cioè anche 1000 fanno la differenza in questo momento, perché passi dal silenzio totale al calore di chi poi gli manca lo stadio e quindi farà il doppio del casino. E quello paradossalmente è una cosa che non ricordo chi l'ha detta in intervista poco fa, ha favorito molto il Milan quest'anno. Quei giocatori tipo Calabria, ma anche Bennacer, Scattiglieco, Salemakers, Leao, Rebic, che magari sono un po' assoggettati da San Siro, e invece anche Kier forse, e invece hanno vinto quasi tutti. Vero. Ma un'altra domanda: secondo voi qual è l'obiettivo di questa Europa League? Non capisco. Lino Bailo mi stava quasi sfuggendo. Guarda, vedi Mertens? Sì, lo vedo. Il grandioso Lino Bailo non ci fa mancare il suo supporto. Dove sta? Io sto un po' indietro con le domande. Mamma mia. Due giocatori per il mercato di gennaio. Mamma mia. Non lo so, io sai che sto dicendo, io me ne sto uscendo così ogni volta che me la chiedono, perché ho cominciato a dirlo dall'anno scorso. Angeligno, lo so che non si può fare, ma quando mi parlano del terzino sinistro, quello lì mi sembra il più efficace di tutti. In questo momento sì, poi è uno che corre, però non te lo daranno mai. Cioè, tu pensa che ormai parlare dell'Ipsia è quasi come parlare del Bayern. Vero. Perché sono proprio ricchi, non devono dare niente, non devono chiedere niente, quindi non lo so, ti direi, lo vedo molto difficile anche lì. È chiaro che uno è un bello stantuffo. Guarda, magari Marcos Alonso potresti anche recuperarlo, vedi che non gioca più nel Chelsea. Tu quindi passi da Emerson Palmieri a Marcos Alonso? Nel senso che potrebbe comunque essere, lui ha giocato anche in Italia, ha giocato nella Fiorentina, ha anche un bel piede, ha 25 anni, cioè, o 25-26, come dire, potresti recuperarlo tranquillamente. È chiaro che però ha un ingaggio importante, eccetera, eccetera. Però parlando di terzino sinistro da prendere, da sperimentare, potrebbe essere anche lui, anche un buon valore conosciuto. Poi c'è Gaia del Valencia, mi piace tantissimo, e Valencia è in disarmo praticamente, quindi magari a sto punto andrei a fare più un tentativo su di lui. Ragazzi, però è proprio
lui è proprio molto 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 tifoso del Valencia e capitano, sai, è come un nostro Paolo Cannavaro cresciuto però senza essersene mai andato, un livello molto alto perché Luis Enrique ormai l'ha messo titolare in nazionale, e Sì. quello sarebbe proprio, con Gaia secondo me si svolta perché è un terzino sinistro che fa tutte e due le fasi, è un 95 ed è molto esperto. Ecco, vedi, questo proprio sarebbe un bel regalo di Natale, non dico neanche di gennaio, proprio di Natale. Sbaglio o l'unica bella partita fatta in Coppa è proprio con la Sociedad? Allora, se rispondo io al volo, ti direi che è stata la partita concreta. A me il primo tempo è andato bene, in realtà loro hanno fatto un tiro in porta in tutta la partita, Vero? poi il secondo tempo ci hanno messo sotto e abbiamo vinto con un gol fortunoso. Forse però è anche vero che è stata l'unica partita in cui abbiamo proprio fatto i compiti, abbiamo proprio fatto il nostro dovere. Forse sì. Non so che pensi tu. Ho riguardato la mia reaction perché io mi scordo le cose, io non mi posso ricordare tutte le partite, non sono come te che si ricorda tutto. No, in effetti sì, c'è stato il miracolo di Ospina nel primo tempo, poi il gol di Politano da fuori con deviazione eccetera eccetera, e poi abbiamo cercato di gestire senza fretta, veramente è stata una partita attenta, con rispetto dell'avversario, però stavamo lì. Niente male. Il Napoli ha avuto occasioni, Insigne ha avuto un'occasione, cioè, come dire, il possesso di palla è stato di meno, però chi è che leggo domande su Fabiano? Sì, volevano già fare uno scambio, vediamo un pochino di recuperarla. Dopo il 4-0 alla Roma siamo andati in Olanda a fare una partitaccia, il 4-0 al Crotone che potrebbe dare lo stesso effetto mentale, non dobbiamo essere presuntuosi. Vabbè, oddio, credo che però una cosa sia andare a giocare una partita come quella che sei andato a fare con la Z, e una cosa sia andare a giocarti domani la qualificazione in casa allo stadio Maradona. Sì. Come dire, no, non credo che... Poi la Z in casa è tosto, ha meritato il pareggio, ci ha stupito a tutti, però non va dimenticato che l'anno scorso gli hanno rubato praticamente il campionato, perché ad aprile hanno bloccato, che erano 42 punti pari con l'Ajax, tutte e due l'hanno dato il campionato all'Ajax così. Cioè, in Italia avrebbero bruciato qualcosa. Certo, ma è uno scandalo, decidiamo che va a loro. Attenzione a Lino Bailo che fa la doppietta e ci dice: la risposta di Moschella merita. Dove sta? Ah, ok. Grazie Lino, qualcuno aveva scritto, ci hai portato Reina in chat, ovviamente. Sì, vabbè, un classico, metto Reina, anche con meno barba Paolo Cannavaro, Guardiola, una volta pure Mascherano, mi hanno detto Oberon, cioè te li sto dicendo tutti proprio. Tutto rientra poi nella questione, no, anche di Diego, perché Veron e Diego, qualche screzio, io mi sto riguardando. Sì. Qualche screzio. Ci hai intervistato Maradona per l'equipe. Esatto, sì, quello sì, si rientra un po' tutto, dai, sì. Meraviglioso. E le polemiche di Paolo Cannavaro per la questione Murales alla fermata mostra, ma io poi ho sentito una cosa e chiedo più agli amici bellini che magari ci possono andare a vedere, perché noi due non abbiamo possibilità. Diceva Montervino oggi alla radio ufficiale, ha fatto lo stesso discorso di Paolo, no? Io non è per me, ma per gli amici che mi scrivono, che sono indignati, eccetera, eccetera. Vabbè, siete andati in freva, abbiamo capito che siete andati in fieto. Ma diceva Montervino, addirittura ci sono Crasson, Caio. No, vabbè. Non credo. Clunie non c'è. Appunto, voglio dire, cioè, manca solo lui, manca Bandieri, manca Berrettoni. Cioè, non esageriamo, io non lo so se poi ci sono dei piccoli... dobbiamo mandare qualcuno, dobbiamo mandare qualcuno a fare delle foto, perché tutte le foto dobbiamo fare. Si può dire tutto, ma Crasson è per ridere, è un meme, cioè hanno disegnato un meme, non ci credo, quindi fake news. Fatto il meme anche di Nardi e Corbelli. Esatto. Comunque, guarda, giusto per tornare al volo sul fatto di Cannavaro, ieri che ero in periodo nostalgico pomeriggio, che ero una pausa al lavoro, mi sono visto una risalita dalla C alla A su YouTube, e c'era Paolo Cannavaro che parlava benissimo di De Laurentiis. In tempi non sospetti. Quindi ho cominciato a ridere, sto ancora ridendo. Vabbè, basta, detto questo mi fermo. Andiamo a vedere. Allora, ciao ragazzi, buonasera. Ma visto che il Barcellona di ieri
visto anche il Barcellona di ieri, ma la Real Sociedad è lì per merito o per demerito delle altre? Interessante. Come sempre tutto, sono entrambe le cose, perché anche il Milan è primo perché la Juve e l'Inter hanno un po' ma come anche il Napoli ha scagato. Vedi? Il Milan certo. è lì, e la Real Sociedad, a parte avere 2 partite in più del Barça e una più del Real Madrid, infatti la prima squadra della Liga è il Villarreal, che ha una grandissima squadra, una squadra compattissima, e ha 2 o 3 fenomeni, e ha il Pau Torres, che è il difensore centrale, che adesso è titolare insieme a Sergio Ramos in nazionale, e vicino a chi gioca Pau Torres? Albiol, esatto. Quindi hai capito? Cioè, alla fine torniamo sempre lì. Quindi, sai, alla fine Real Sociedad, bella squadra, però, come dire, se arrivano quarti alla fine dell'anno è una stenna di Natale. Poi, esatto. diciamola tutta, cioè, è una bella squadra, ma non sono da vincere. Secondo voi la Liga è più forte della Serie A oppure viceversa? Lasciate tantissimi like, forza Napoli. Ha delle squadre che hanno, come dire, di media, forse rispetto alle italiane, hanno rose un po' più forti sulla carta. È vero che quest'anno con il Barcellona che sta cominciando a scendere, il Madrid che aspetta Mbappé fondamentalmente l'anno prossimo, quindi ha risparmiato. È vero che quest'anno il livello è sceso. Sì, è molto probabile, molto probabile. Non sono Gianluca Di Marzio, però lui è uno che è sempre stato tifoso Mbappé del Real Madrid, e come dire, alla fine la 7 la stanno lasciando calda per lui. Sai, quest'anno alla fine tu Mbappé tra un anno, a giugno lo puoi pagare 120-140 milioni perché gli scade il contratto nel 2022. Sono spiccioli per il Real Madrid. Pensa un po', sono spiccioli perché rispetto al valore reale noi cerchiamo di vendere Milik perché tra un poco scade, al massimo possiamo prendere una decina di milioni. Mamma mia. Quindi vedi che abbiamo detto il Real, e anche il Real deve non dico rifondare, ma insomma nei punti cardine, no? Benzema c'ha la sua età e deve anche Sergio Ramos, Varane quest'anno sta andando a vento. Deve fare Modric, perché c'è Valverde è fortissimo, quindi Valverde comunque in qualche modo, però è chiaro anche il Real dovrà fare, quindi quest'anno sicuramente il livello è più assottigliato, e come dice l'amico, se è finito il ciclo del Barcellona, secondo me fondamentalmente sì, ormai anche il fatto di voler tenere Messi e non lasciarlo andare vuol dire anche che hanno paura proprio di ripartire da zero, e questo è grave. Perché comunque è chiaro che non ne trovi uno come lui, però prima o poi devi tagliare. C'è stata una strana scelta, cioè tu lasci andare Suarez, però stai puntando su quella punta che poi ieri entra nel secondo tempo, Bright White, come si chiama? Bright White, sì, Bright. Cioè, sì, può fare con lui al centro, tatticamente mi sembrava più quadrata la squadra. Esatto, meglio di Griezmann. Però hai capito, perché comunque c'è sempre questo equivoco, Griezmann falso 9 che sparisce, che non secca niente là davanti, perché Griezmann gioca come gioca Messi, quindi capito, li hanno fatti scontrare fondamentalmente, e poi ovviamente Messi ha fatto, sai, quando dice vabbè ti lascio e poi dopo un giorno torni dalla tua ragazza, ha fatto proprio così, perché fondamentalmente lui è molto legato all'ambiente qui, e io non lo vedo neanche andare a Manchester sotto la pioggia. Io quando anni fa intervistai Willy Caballero, il grande portiere d'Argentina, quello pelato che fece la papera ai mondiali con la Croazia, per intenderci, e c'erano lui, Otamendi, Agüero e Zabaleta al City, e lui mi disse guarda, qua noi non abbiamo problemi con Guardiola, con le restrizioni, noi facciamo un sacco di asados e tutto, ma il problema è che piove sempre. Cioè, io Messi che ha la casa con la spiaggia sotto, a Manchester non la vedo, poi magari mi smentisce, però io non ce lo vedo. Guarda, io credo che alla fine ora Ronaldo ha fatto una scelta che per me riguarda più le tasse che altro. Poi l'Italia ha un certo fascino a prescindere, un po' come Ribéry che va a Firenze, sì, comunque a Toscana, cioè stai a fine anche Ibra certamente. Allora sì, andare in Inghilterra a svernare non mi sembra un'idea appetibile per molti giocatori, magari se ne vanno a Parigi per dire città che possono fare contenti anche la famiglia. Qual è che Parigi il clima non è granché, però secondo me lui si scoccerebbe proprio a giocare in Ligue 1, perché alla fine fai 4 partite all'anno e la Champions fino a febbraio-marzo, come dire, non arranca, no? Non lo so, si vedrà se c'è il presidente nuovo, se torna alla porta forse rimane, gli faranno ovviamente prolungheranno di anno in anno il contratto, ma
Però il ciclo è finito ormai, secondo me. Non c'è più, infatti sono vecchiotti, eccetera, eccetera, non c'è più quel Barcellona che faceva paura con Guardiola. Ma neanche con Luis Enrique. Guarda, Luis Enrique non giocava così bene, però c'avevi Neymar giovane in rampa di lancio, Messi perfetto, Suarez perfetto. Cioè tu, mi ricordo ancora quell'anno, si dosificarono. I primi 3 mesi spaccò tutto quanto Messi, poi dopo iniziò a giocare bene Neymar, alla fine Suarez fece da marzo a giugno, ma fece tipo come veramente faceva un gol a settimana, un gol a partita quasi di media, una cosa allucinante. Infatti fece 40 gol quell'anno e fu l'ultimo a vincere la Scarpa d'Oro in quel periodo di 10 anni che vincevano sempre Ronaldo e Messi. Sì. Fu l'unico a rompere, capito? Vabbè, mamma mia. Un'altra cosa proprio. Allora, vediamo un pochino. Messi al Napoli ci starebbe, Nino. Sono... E guarda, ovviamente sarebbe bellissimo che lui provasse veramente almeno a imitare Diego una volta per tutte per bene, perché la fascia nazionale, la fascia di capitano non ci sta. Però, come dire, almeno dici, vabbè, vieni a Napoli, ci prova, ma a parte che non hai i soldi per pagarlo, neanche se si dimezzasse il contratto. Ma come prende 50 milioni netti, quindi sono 80 lordi. Cioè, devi vendere il golfo intero. Ma i diritti di vabbè. Esatto, quindi vabbè. Veramente non ci siamo. No. Fabian ci dice Mike, ma non lo so, io credo che domani Fabian potrebbe partire da titolare perché ha riposato, doveva smaltire, quindi non ha giocato. Non so se Demme si prende un turno di riposo. Staremo a vedere, è stato molto criptico Gattuso. Tu hai avuto modo di vedere la conferenza di Gattuso? No, non sono riuscito, ho sentito qualcosina, però non l'ho vista io e mi è sembrato un po', non lo so, un po' umbrato. Forse è un po' teso rispetto alle altre, cioè sente la gara, sente l'importanza della gara da dentro e fuori sicuramente. Gli hanno fatto la solita domanda, ma il contratto, gli avvocati, le cose, e lui ha risposto, ma facetevi i cazzo vostri, cioè proprio l'ha detto in calabrese, ma ha detto proprio fatevi i cazzi vostri. Vabbè, lui è un po', in questo mi ricorda molto Simeone, lui dice partita a partita, lui è proprio uno che ragiona sul brevissimo periodo. Ma per questo lui del contratto non se ne frega, quello è veramente no, così. È veramente così. Sì, l'unica cosa che ti posso dire sicuramente è che lui non vuole la penale. L'unica cosa che ti posso dire però proprio sicuro, cioè ci metto 2 mani sul fuoco, 2 mani sul fuoco tutte e due. La penale non la vuole, l'unica cosa che non vuole, poi per il resto lui può stare veramente a gettone. Attenzione Achille, pensate, ogni anno hanno perso Xavi, Iniesta, Suarez, Neymar e Messi è calato. Coincidenza? Vabbè, anche ovviamente un po' più grande, ovviamente deve occupare più ruoli forse praticamente, no? Quindi deve andare a sopperire in vari posti del campo. Poi è anche vero, secondo me, lui in qualche modo, i giocatori poi che vengono dopo, li mette anche in soggezione. E proprio devo passargli per forza la palla o cose del genere. Griezmann si vede che è proprio pallido quando lo vede, è proprio... Assolutamente. Io poi ieri ho avuto l'impressione all'inizio che Messi fosse un po', non lo so, scazzato. Mi sembrava non... in partita come invece Ronaldo era, che sentiva la sfida e voleva vincere. Messi stava là. Beh, secondo me la differenza tra i due sarà sempre il carattere. Ronaldo veramente è in questo ancora più macchina di Messi, perché proprio gioca per macinare record. Invece Messi si vuole divertire e quindi quando non riesce a divertirsi o sa che non si può divertire, automaticamente si offusca. E quindi sono cose che succedono. Poi, ma vedi, ieri ha fatto dei tiri che di solito li mette nell'incrocio, li ha tirati centrali, piano piano, il calcio di punizione che Buffon non si è dovuto nemmeno... Ecco, vedi, quello è un fatto psicologico, perché a 33 anni è in formissima e comunque anche Totti tirava le punizioni a 40 anni e le metteva nell'incrocio. Quindi non è un fatto di... E c'è un po' di tutto, e poi Koeman non sta capendo niente. Koeman non sta capendo niente. Continua a mettere centrocampo a 2 con Pjanic a fare in mediano, ma anche Busquets non ce la fa a giocare mediano, De Jong è completamente sparito, in difesa, vabbè, Lenglet ieri a mano così apertissima, cioè vabbè, che poi, tra l'altro dovevano, guarda, soltanto obiettivamente, andava espulso Lenglet, secondo giallo, mano aperta così. Cioè la Juve ieri è stata, non ti dico stata derubata, però come dire, ha avuto un tosto.
Senza dubbio, senza dubbio. Per me il primo rigore è molto generoso. Sì, il primo rigore è generosissimo, sì. Però poi sul secondo rigore c'erano 2 rigori e hanno dovuto aspettare il VAR, ma la maglia sarà allungata, quindi noi cioè, vabbè. Veramente le diciamo tutte quando le vediamo. Griezmann prima punta è una bestemmia per me, che ne dite? Guarda, a parte l'abbiamo detto prima, guarda, te lo giuro, io non posso, ma vi farei leggere un pezzo che ho fatto un mese fa dicendo proprio che Griezmann non c'entra un cavolo lì dentro. Non c'entra niente, perché fondamentalmente erano anni che con Simeone lui giocava proprio come gioca Messi nel Barça, e trequartista partendo da destra, accentrandosi e comunque gestendo lui. In nazionale lui fa il trequartista centrale, lui è uno che non fa i dribbling, è uno che ti catalizza il gioco, ti passa la palla anche di prima ed è molto intelligente, ma prima punta lo sprechi, sì, è completamente ingolfato. invece l'Atletico Madrid fa paura, speriamo che non scende in Europa League. Ma penso che se l'Atletico Madrid scende in Europa League, onestamente col Salisburgo non credo proprio. Chiaro, dobbiamo stare attenti allo United e ovviamente al Tottenham. All'Atletico Madrid quest'anno può vincere la Liga, vedi? Quest'anno può vincere la Liga perché sta giocando anche meglio, ha una squadra, una rosa un po' più, come dire, cioè, è veramente l'anno buono per loro per vincere di nuovo. E poi sta Simeone scrollandosi di dosso l'etichetta del difensivista, delle cose. Lui, secondo me, più che difensivista, è proprio uno, è talmente pragmatico che quando sa che non può vincere giocando bene, se ne frega. Lui ha vinto quello scudetto 2013-2014, 1-1 al Camp Nou, gol di Godin di testa, scusami, gol di Diego, 1-1 dopo che è andato in vantaggio il Barça, che aveva una squadra, aveva 12 uomini in tutta la stagione. Ha fatto un miracolo con la squadra, con Diego Costa strappato. Sì. Ha fatto un miracolo. E lui giustamente, ma che cosa gli vuoi dire? Lui voleva vincere. Cioè, che cosa gli vuoi dire a uno che dopo 20 anni, 18 anni ha vinto uno scudetto battendo Real Madrid e Barça, che erano in grandissimo. Il Real Madrid che avrebbe vinto la Champions, che gliela stava pure vincendo in finale a Lisbona, e quel Barça lì con Neymar, Messi, Xavi, Iniesta, eccetera, eccetera. Che gli vuoi dire al Ciolo? Cioè, ha fatto tra l'altro l'Atletico Madrid con gli stessi giocatori, con 6/11 di quella squadra, aveva perso con l'Albacete in Coppa del Re nel 2011. Cioè, tu pensa all'allenatore come ti cambia la... Certo. Quindi che gli vuoi dire al Ciolo? È uno di quelli che incide più di altri allenatori. Sì, sicuramente. No, più a livello, diciamo, mentale, scusami. No, dici. A livello mentale, proprio di motivazione. Buonasera Valerio, buonasera Antonio. Domani chi tra Fabian e Zielinski potrebbe spostare gli equilibri nella zona centrale del campo? Rispondi prima tu, dai. Ma credo che Zielinski con gli strappi più di Fabian, perché se è probabile ipotizzare che saremo un pochino più attendisti rispetto ad altre partite, ecco che potrebbe... Mi ricordo insomma l'azione che ha portato al primo gol di Insigne contro il Crotone. Zielinski supera di netto il suo avversario, crea la superiorità, subito la cede senza fare... Fabian non lo fa, e infatti sono d'accordissimo, anche perché la Real Sociedad, schierandosi un po' più a 4-3, la devi superare anche con l'azione individuale, con lo strappo. Esattamente, Fabian lo strappo non lo sa fare, quindi è chiaro che Zielinski può essere più importante. Poi Fabian non ricordo da quant'è che non azzecca la porta, onestamente, è da molto. Ha fatto il gol con la Roma sì, ok, sì, hai ragione, però è stato proprio ma è stato il lampo del ritorno da mezzala, perché esatto, però appunto, esatto, vedi, da dietro proprio da lontano, effettivamente neanche Zielinski è da molto che la azzecca, però ti crea quella superiorità che mai non è neanche bisogno per... Comunque sì, sono d'accordo con Zielinski. Vedi che memoria storica, ragazzi, ma soprattutto per il calcio internazionale, qua solo da lui ci possiamo affidare, perché altrimenti... Vabbè, figurati, quell'Atletico è stato, guarda, un miracolone. Ce n'è uno più forte di Iniesta. Iniesta secondo me è il migliore spagnolo della storia, nettamente. Se andate a vedere le azioni, insomma gli highlights, le skills, le cose, Iniesta era qualche cosa cioè il pallone non esisteva, se non era un tutt'uno col pallone veramente. Sì, ma poi non era, sai, dici tu, veloce, non era un animale, era proprio solo tecnica. E ti dico, io uso in prestito una definizione che ha detto un collega di qua, non ricordo chi l'ha detta: Messi era Messi senza gol.
perché effettivamente faceva tutti i dribbling anche più belli di Messi, senza andare in velocità, però poi non tirava bene, è vero. Era, sai, una specie di tirone di Tom Baker e Holly. Sì, sì. Tom Baker si scartava tutti quanti, ma non segnava mai perché tirava le puzze. E invece Holly vedo, segnava pure. Ma lui aveva problemi al cuore, No, poverino. era rosso quello che aveva il problema al cuore. Ah, già, hai ragione, vedi la memoria storica. Ah, grandissimo. Vabbè, dopo questa, dopo questa facciamo l'ultima. Ultima domanda per Moschella, fammela beccare, insomma, Iniesta only quality, dicono giustamente. Presa, comunque Dema e Zelinski per me dovrebbero avere un'opportunità domani, perché partita mostruosa nel Crotone. Comunque ti ricordi di me, sono il 13enne della live di Maradona. Amico Mario, sì, vediamo, non lo so, vediamo, questa non è proprio una domanda, è una considerazione. 13 anni, Ma 13 anni manco ci conoscevamo a 13 anni, mamma mia. Hai capito? Hai capito? Mamma mia. Zelinski si è adattato benissimo, Gattuso sta facendo un grandissimo lavoro. Non è nemmeno questa una domanda, è una cosa a cui siamo d'accordo. Fabio, una domanda ad Antonio. Visto che sto Isaac ha fallito in 2 o 3 squadre, mi spieghi perché viene dipinto come un campione? Campione no, è un bel prospetto che può fare bene, che ha 23 anni, cioè, non ci scordiamo anche gente come Toni, come Di Natale, sono esplosi a 26, 27, tanti altri giocatori possono esplodere dopo. È uno che magari se gioca in una squadra ancora un po' più forte può fare molto bene. Oppure magari non è il campione, però è uno che una partita come quella di domani ti può dare molto fastidio, soprattutto visto che ogni tanto i nostri si prendono un po' di vacanze. Certo. La partita di Koulibaly con Riega, cioè, era stata una cosa che aveva sbagliato certi appoggi. Io lo amo, è il mio giocatore preferito, però gli sbagli che aveva fatto degli appoggi, eccetera, mi sono sentito male, proprio male. Quindi sai, Isaac è quel giocatore che purtroppo, ragazzi, ditemi che porto seccia, ma è un giocatore che può fare male al Napoli, purtroppo. Perché è così, perché lo vedo, è uno che si sguizza, che va in profondità, ha il fisico e la velocità per farlo, quindi speriamo che domani non sia fuori. Speriamo in una partita storta. Nel salutarti, il viola canadese Gabe, ciao Vale, il tuo ospite che saluto calorosamente, ha perfettamente ragione su Iniesta. Tra l'altro, senza Iniesta e Xavi, Messi era sempre forte, ma non ai livelli a cui siamo abituati. Vabbè, ragazzi, quelli facevano un triangolo magico, era proprio una pietra triangolare perfetta. E ovviamente Messi, l'anno che ha fatto 91 gol, che cosa gli volevi dire? Segnava in tutti i modi. E poi infatti ovviamente ne risente. È chiaro che la differenza grande tra Messi e Maradona, poi per me anche a Zidane, a Cruyff, che li metto dal lato di Diego, è che Messi fondamentalmente è sempre stato nel Barça, è sempre stato in un ambiente ben protetto ed è stato accompagnato per 7-8 anni da 2 fenomeni che anche loro sono stati messi a posto da Guardiola. Noi Guardiola non ce lo dobbiamo mai dimenticare, perché prima dell'arrivo di Guardiola, con Rijkaard, Messi, ma anche Xavi, anche Iniesta, non rendevano al massimo. Quindi è tutto quanto proprio, capito? È tutta un'orchestra ben montata da un grandissimo direttore, fondamentalmente. Meraviglioso. Antonio, io ti ringrazio infinitamente per la tua presenza. È un piacere, lo sai. E ti lascio al tuo lavoro, andiamo a vedere cosa succederà in questo turno di Champions, che ancora deve dirne di importanti. Esatto, ragazzi, buona serata a te e a tutti quanti, alla prossima. Forza Napoli. Un abbraccio grande, sempre. Ciao. Amici bellini, allora è stata un'improvvisata, purtroppo, è stata una cosa programmata, però il buon Antonio è stata una cosa all'improvviso, perché la partita di ieri del Paris Saint-Germain viene spostata ad oggi e noi teniamo un occhio a quello che sta succedendo, perché in questo momento, se andiamo a vedere le competizioni, il Paris Saint-Germain sta vincendo 5-1 sul Istanbul Başakşehir, l'ho saputa dire. L'Atalanta e l'Ajax sono ancora sullo 0-0 e il Liverpool è in vantaggio non si dice Midtjylland, si dice Midtjylland, something like that, I'm not sure. Ma al 61esimo c'è un rigore per il Midtjylland, roba interessante. Vedi qua, Francesco dice Xavi meglio di Iniesta. Ragazzi, secondo me Xavi era più
più pragmatico, più pratico. Iniesta era più spettacolare per quello che faceva col pallone, Xavi più dietro, più regista, Iniesta più trequartista, secondo me. Ma comunque due giocatori che hanno fatto la storia della squadra e hanno veramente, veramente cambiato le sorti di un po' di tutti, perché probabilmente Messi senza di loro non avrebbe fatto la stessa cosa, loro senza Guardiola, Guardiola senza di loro, insomma. Guardiola lo disse io volevo fare di Messi il miglior giocatore al mondo e lui fece di me il miglior allenatore in quel momento, perché la capisce Guardiola che grazie anche a Messi ha certe sue soluzioni geniali. Il mito di Guardiola si è andato a creare, che poi al Bayern di Monaco, ora al Manchester City, sì, bene, ovviamente bene, però non altrettanto bene quanto è stato al Barcellona. Noi ce la facciamo adesso tra di noi, leggiamo un pochino di domande, un pochino di considerazioni. Io vi devo far vedere anche una cosa, ma con calma, perché è una sorpresa che dopo vi devo far vedere. Gol dell'Ajax, vediamo un pochino, ancora non mi risulta, ma può essere che sia in ritardo, mentre il Midtjylland segna il calcio di rigore. Andiamo a vedere. Buonasera, Forza Napoli. Vale, ti ho scritto in privato ok, assolutamente andrò, ed è lì che poi la sorpresa che vi devo preparare si concretizzerà. Quindi se non siete iscritti, voi tenete sempre presente che qua si alternano tutte le piattaforme dove mi trovate e vi urgo non si dice così, insomma fa dopo che vi dobbiate iscrivere a tutte le cose, perché io in tutte le cose porto cose diverse. Ed è così che si deve fare. Vedete, per esempio, su Twitter devo essere un po' più attivo. Su Twitter devo dire la verità. Mea culpa su Twitter, perché così. Proprio qua su Caffè Napoli 1926, dove siamo adesso, sì, su questo siamo attivi. Un video al giorno ce lo facciamo. Ma ricordiamo di De Bruyne, che è un grande centrocampista. Su Instagram ogni tanto qualche cosina. Era più per la musica, però comunque mi serve. Ragazzi, De Bruyne per me è su questa qua, che non la dico, però capite qual è, insomma. De Bruyne è straordinario. De Bruyne è quello che Zielinski deve guardare se vuole imparare qualcosa. È lì. Di De Bruyne mi stupisce anche la duttilità, lo puoi mettere da tutte le parti. Allora, ci vediamo dopo, assolutamente. Bepi, grazie. Fabio vi ricorda che se non siete iscritti siete completamente, ma letteralmente pazzi, assolutamente. Twitter è noioso, lo so. Twitter alcuni lo usano proprio per le notizie, no? Deve essere una roba breve. Hashtag, si parla di questo, dico la mia e cerchiamo. Vanno usate un pochino tutte per cose diverse, no? YouTube più per i video, probabilmente l'altra piattaforma più per le live. Mi devo organizzare. Ho detto cosa? Non lo so, devo stare attento perché si parte dal fatto che uno parlava sempre inglese, poi mi è uscito fuori l'italiano che ci sto ricordando, adesso troppo italiano, sto parlando con voi e mi sta ritornando la napoletanità, ma va bene anche questo. L'Inter andrà agli ottavi? Nino, a saperlo, l'Inter deve vincere senza dubbio stasera, terremo un occhio, ma non dipende solo da loro, purtroppo. Ma il Napoli chi potrebbe acquistare a gennaio? Matteo, è una bella domanda. Qualcuno parla di un acquisto roboante. Io non lo so, non ci credo. Non credo in un... La priorità del Napoli in questo momento è, credetemi, è smaltire, è snellire, è vendere. Bisogna togliersi da mezzo Milik, probabilmente bisogna togliersi da mezzo Llorente, uno dei terzini. Bisogna capire se su Malqui si può puntare oppure se si vuole monetizzare un pochino per Yusai. Ricordate Yusai? Ve lo faccio vedere, eccolo qua. Bisogna monetizzare per questo ragazzo o ce lo vogliamo tenere o lo vogliamo rinnovare, perché qua questo rifiuta tutti i rinnovi, vuole un sacco di soldi. Insomma, non lo so. Bisogna sicuramente prima vendere
e poi cercare di comprare magari un terzino o anche un'altra punta, anche se Mertens, Osimhen, Petagna è difficile. Vale, fai un format, il prof fluido insegna inglese, perché no? Scream pensa che stiamo bene così. Qualche cosa si può fare, nel senso, non lo voglio dire, ma se si potesse vendere Fabian, non si vende a gennaio, è impossibile, ma se tu ti vendi Fabian e poi magari fare un acquisto importante con un sacco di soldi, ecco che chi parla di De Paul, chi parla di un altro tipo di centrocampista, sarebbe interessante, sarebbe interessante. Moscardelli, pure può essere. Alberto Lorusso, un laterale difensivo sinistro e un gran centrocampista. Sicuramente sulla sinistra dobbiamo capire che succede. Isai andrà via a giugno, quindi tu credi che non rinnova e andrà via poi a zero, perché da febbraio può firmare con chiunque. Road to 100, ragazzi, ma state lasciando i like, cioè io faccio la live con Moschella, no? Voi state là che ve la godete, ve la guardate così, state con gli occhiali così in questa maniera, com'è bella. Allora si parla di calcio spagnolo da uno che ne capisce, perché ne capisce talmente, perché è un giornalista inviato in Spagna, Caffè Napoli ce lo porta proprio qua da noi, che bella, e vi papariate, ecco, Edoardo diceva papariare. Sapete che significa papariare? Andare in giro per casa, magari quando non hai molto da fare, ti puoi papariare per la casa. Vi state papariando e vi siete dimenticati di lasciare il like. Questa è la verità. Lasciate il like. Forza. Forza, forza, forza. Allora, vediamo un pochino. Oppure vale le parole in inglese tradotte nel dialetto napoletano. Ma c'è già chi l'ha fatto, amico mio. C'è quella ragazza, non ricordo il nome, quello là, ed I think it's beautiful, l'idea l'ha avuto lei, l'ha messa in pratica alla grande. Si parla di nuovo di Bogà, ma è tutta l'estate che si parla di Bogà. Bogà sarebbe un grandissimo acquisto, però come se ne parla per noi, se ne parla per la Juve, per l'Inter e per il Milan. Tutti questi, come per esempio adesso è uscito in mezzo di nuovo Zaccagni, no? Perché? Perché è un giocatore che sta in una piccola squadra che sta facendo molto bene e ovviamente tutte le grandi dicono Zaccagni all'Inter, Zaccagni piace al Milan, Zaccagni piace anche al Napoli. Piace, ma non vuol dire che c'è una trattativa vera e propria, piace pure a noi, ovviamente. Vale, ma l'Atalanta lo passa il turno se pareggia o Gasperini non si mangia il panettone? Guarda che sulla questione Gasperini, anche se passano il turno, potrebbe non mangiarsi il panettone, perché pare ci sia Maretta, pare ci sia una situazione dove stanno girando vari vocali su WhatsApp, mi sono arrivati anche a me. Ricordate quando è successo il fatto dell'ammutinamento a Napoli? Che arrivavano i vocali, io ho l'amico, il cugino del barbiere di quello che fa le pulizie a San Paolo, che ha visto che Allan ha appeso Edo al chiodo, al muro, e poi Mertens ha piato a borsa e se ne chiude, tutta una serie di gossip, no? Però noi sapevamo che tra alcuni di questi messaggi falsi su WhatsApp un fondo di verità c'era. Stessa cosa sta succedendo all'Atalanta, un fondo di verità c'è stata la lite tra Gomez e Gasperini, non c'è dubbio, e i giocatori dell'Atalanta sono saturi dell'atteggiamento di Gasperini e del dare tutto per Gasperini, eccetera eccetera, non c'è dubbio. Pare, e si deve dire sempre pare, che Gasperini abbia dato le dimissioni, che siano state rifiutate, che adesso voglia fare questa partita e a fine partita addirittura dare le dimissioni con la qualificazione. Staremo a vedere. Certo è che le cose che stanno succedendo nello spogliatoio dell'Atalanta somigliano un po' a quelle che sono passate, che abbiamo passato noi, e quindi tutto il mondo è paese, assolutamente. Vediamo un pochino. Comunque a livello di classifica il Liverpool è a 12, l'Atalanta è a 8 e l'Ajax è a 7. Se pareggia, ovviamente l'Atalanta lascia l'Ajax dietro di un punto e quindi passano da seconde. Solo se perdono potrebbe crearsi un po' di problemi. Allora, vediamo un pochino. Meno 20 a c'è, bravi, vedete, Rita vi ricorda che siete bravi, il Vesuvio è la terra che amo.
Allora, l'Atalanta ce la fa, e vediamo un pochino. Gasperini è proprio antipatico, Gio, io sono d'accordo, è un personaggio che a pelle non mi è mai stato... Faranno la fine nostra, e può essere assolutamente, perché però poi dipende da chi arriva come sostituto, se lo sostituiscono in corsa, se arriva uno come Gattuso che rimette tutto a posto, ok, altrimenti potrebbero avere una flessione importante. Lionar, Vale, buonasera, se volessi diventare moderatore devo essere sempre presente in tutte le live o posso saltarne alcune causa studio? No, Lionar, io non costringo nessuno dei moderatori a esserci per forza. Ovviamente chi ha più tempo ben venga, perché questo è, tra virgolette, un lavoro che i moderatori fanno benissimo e che bisognerebbe tenere 1000 occhi aperti. Anche quando fanno altro stanno coi dispositivi e controllano. Per ora noi siamo piccolini, quindi va bene così quelli che abbiamo per ora, ma in futuro perché no, io considererò tra quelli più attivi che conosco poi personalmente questa possibilità. Ragazzi, allora sono le 2:30, quindi tra mezz'ora cominciano le partite. Io credo che mollerò la live tra mezz'ora, quindi lasciate, questa è una cosa che volevo fare anche breve. Poi dopo la decisione è questa da prendere. Io vi faccio vedere una cosa in anteprimissima, non lo so nemmeno se riesco a farla, ma ci provo perché è una sorpresa. Ho cliccato 2 volte, ok, sta partendo. Non so se voi sentite. Avete sentito il fischio? Ora vi far vedere una cosa, ve la faccio vedere a voi. Allora, non so se vi rendete conto, non so se vi state rendendo conto di quale situazione qua sarebbe. Questa per me è una cosa di, come si dice, di nostalgia assoluta, perché vedete, Championship Manager 2001-2002, non parliamo di 2020-2021, non parliamo di quest'anno, ma la cosa straordinaria che io vi faccio vedere in anteprima, vedete che sta scritto qua, se io carico Twitch, che diciamo ho chiamato così, mannaggia tutto cosa, ho chiamato così il gioco, ora puoi togliere il CD e l'abbiamo tolto. C'è un errore che spero che non influenzerà. Lasciate perdere questi numeri qua, lasciate perdere. Ma volete vedere la rosa? Volete vedere la rosa del... No, perché uno può pensare Saber, Usain, quelle squadre nel 2001 che stavamo praticamente per retrocedere. Guardate un attimo la rosa. No, voglio capire se vi state rendendo conto. Guardate la rosa del Napoli. Guardate, ditemi se questa non è una cosa meravigliosa, ditemi se io non devo praticamente giocare tutti i giorni con voi e voi mi dovete dire no ma metti il 4-2-3-1, no ma Fabian vendilo, no ma guarda che ci rendiamo conto? Non lo so se ci stiamo rendendo conto. Io mi sto rendendo conto che sto impazzendo, che praticamente non ho dormito niente ieri, perché per installare questa roba sul Macintosh ci è voluto la mano di Dio. Ce l'abbiamo fatta con tutte le patch, con tutte le cose in finestra, perché se no era tutto schermo, con tutte le patch per la nuova stagione. Cioè, e se capite bene, no? Ci sono dei nomi che mancano. No, Politano perché arriva, vedi? Trasferimento previsto per domenica 30 giugno 2002. Devo capire questa cosa qua, se adesso deve arrivare o se il prestito e poi devo finire di comprarlo. Devo capire, è sconvolto, vedete? È sconvolto. Non lo so perché è sconvolto. Ma mancano dei giocatori, sapete perché? Perché c'è la squadra 2, c'è la seconda squadra riserve. Guardate chi c'è. C'è l'ottimo Nikita Contini di cui se ne parla un gran bene, lo sapete. C'è Malqui che vuole notizie sul suo futuro. Perché? Perché già sapevano, chi ha fatto questa patch, che Malqui avrebbe avuto poco spazio. Non so se vi rendete conto. C'è addirittura il buon Ramani.
c'è Gaetano in prestito ovviamente, Luperto, tutta sta roba così, un As che sta al Cagliari, Younes, eccetera eccetera, c'è Llorente da questa parte perché non gioca, e soprattutto c'è Milik, è una roba fantastica, non mi funziona più il mouse proprio per la cosa, per la fantasticità di questa roba. Quindi ragazzi, voi, non lo farò probabilmente su YouTube, ma lo farò sull'altra sull'altra piattaforma sicuramente, dove io vi invito, ovviamente sapete come trovarmi, come il mio nome Valerio Fluido, mi trovate lì e ci faremo un sacco di risate, perché c'è subito la prima partita, c'è la Supercoppa a inizio stagione, non voglio giocare da solo, voglio giocare solo con voi. Si può cancellare dalla patch, ma lo vogliamo vendere, così monetizziamo, e prima di cominciare la stagione, visto che si comincia d'estate, possiamo risolvere alcuni problemi. Per esempio, non ci piacciono i terzini? Compriamo subito noi il terzino destro, assolutamente, il terzino sinistro. Quindi questa cosa vale, ma solo il Napoli con la patch dello Rosso Nuovo, tutte le altre squadre, Fabio, tutto il mondo. E vi faccio un'anticipazione: in questa patch, visto che ho fatto una prova, la Juventus si compra Paredes subito a centrocampo, giusto per dire. Quindi noi adesso che ricominciamo possiamo anche cercare di rubarci, ma non ci serve Paredes, abbiamo altre cose da fare, assolutamente. Cosa ne pensi di Lozano dopo questo avvio di stagione? Blaze, Lozano è, come si dice, è capocannoniere del Napoli con 5 gol, qualche assist l'ha fatto, se ne scappa, punta all'uomo. Lozano, grande impatto, e si sta alternando con Politano, che è a quanti gol ha fatto? Anche lui 4? Lozano 6 gol, Politano 5, insomma parecchi gol, quindi abbiamo sostituito Cagliacon con 2 giocatori che si alternano, che stanno in una grande stagione. Allora, islandese fortissimo. Allora, Alfonso, credo che tu ti riferisca ad Alexanderson. Se non mi sbaglio, c'era Alexanderson che era difensore, centrocampista, attaccante, destro, sinistro, centrale. Era un jolly totale e te lo dovevi comprare per forza perché era forte, non era tutti 20, ma dipende dalla stagione. Era forte, ma lo potevi mettere dappertutto nella squadra. Alexanderson. E fa il paio, perché i 2 più belli di questo gioco qua erano 97-98, semplicissimo, non c'era, e questo qua era il migliore, 01-02 era assolutamente il migliore, perché ci stanno gli allenamenti, ci stanno gli osservatori e tutto, però non troppo come il Championship Manager di oggi, che prima di fare una partita mi chiedevano qualsiasi, ma devi andare a parlare con Mertens perché Mertens deve dire agli Usai che deve rimanere nello spogliatoio, troppa roba per me. Però questo mi ricorda la mia infanzia e Arrizzo. Osimhen 2.0 a livello di infortuni, ha avuto lo stesso infortunio al Wolfsburg, che ne pensi? Evelyn, sì, ne avevamo parlato di sta cosa qua, che anche al Wolfsburg ebbe un problema di spalle, che questa è la seconda, però qualcuno mi aveva detto che era l'altra spalla, quindi non dovrebbe essere recidivo sulla stessa spalla, non lo so, non lo posso dire con certezza. Però potrebbe essere fragile sotto questo punto di vista. Speriamo di no, perché ci serve da morire. Abbiamo investito l'acquisto più costoso della storia del Napoli dal 1926. Kurt Adris Sigpursson, me lo ricordo, ragazzi, mi state triggerando una memoria. Sigpursson, mi pare con la U, attaccante. Kurt Zouma prendevo sempre io. Ragazzi, ma noi in questo caso io posso anche giocare con la patch originale del 2001, si può fare, però no, lo sfizio è giocare con i giocatori di mo', con la struttura del gioco vecchia, che era la più snella. È fantastico, quindi mi devo andare a divertire. The Manager su Amiga, quello è stato l'inizio, amico mio. Quello è stato l'inizio con The Manager, assolutamente. Ma questo, io a casa con Valerio Marotta, con l'amico mio, abbiamo passato giornate intere
fino a tarda notte, finché non mi veniva poi a riprendere mia mamma, me ne dovevo andare con la bicicletta di notte, a roba inarrivabile. Allora andiamo a vedere che sta succedendo. Non cambia niente, ma l'Ajax espulsione, quindi Ajax con un uomo in meno, ancora 0-0. Vale, ma continui, non è quello che passò la palla al giocatore? No, Angela, quello era Matteo Contini, il difensore sinistro, mancino, difensore centrale mancino del Napoli. Nikita Contini adesso è il terzo portiere del Napoli, di cui si parla un gran bene, ma che sono cose dell'ambiente. L'altro Contini oramai ha la sua età, e fai bene a ricordartelo. Osimhen come Milik con le ginocchia, frenuto in spalle, mamma mia, speriamo bene, non lo so, speriamo bene. Ma un FIFA 86 con le grafiche del 2001 che sarebbe? Mamma mia. Io poi sono nostalgico, ragazzi, cioè i giochi di mo sono belli, tutto a posto, però io l'unico PES che ho avuto era sulla PlayStation 1, si muovevano, però i giocatori erano così o enormi rispetto all'altro, però il gioco mi sembrava quasi più, come giocabilità un po' meglio, ma questi qua sono troppo complicati, non lo so, è che sono anziano. C'era anche il giovanissimo Verratti, ricordo che al 97-98 c'era Pirlo che aveva tipo, stava esplodendo al Brescia, una cosa del genere. Bella storia. Il difensore, esattamente. La live, sì, Fabio, dopo ci spostiamo di là. Marco Mandaio, buonasera. Qual era quel gestionale di calcio che cominciava e ti diceva: hai scelto il Napoli, una brutta gatta da pelare? E potrebbe essere PC Calcio, forse, che pure ci giocavo a PC Calcio, e c'erano alcuni manageriali dove potevi anche giocare, e mi pare che PC Calcio era così, che potevi anche decidere di giocare o di guardare il risultato, di seguire la partita. Questo qua è solo manageriale, non puoi giocare, e mi piaceva di più, perché poi non sta a te, devi ragionare di tattica, devi vedere dove sta la palla, come mettere i giocatori senza palla. Maronna mia, quanta roba che mi fa. Fantastico. Giovane Buffon al Parma, esatto. Cristian era tipo che vendeva in edica, e mi pare che era PC Calcio, ma non lo so, qualcuno me lo dirà. Io gioco a PES 2006 con patch, vedi? Allora non sono l'unico che ama i giochi retro, però aggiornati ad oggi. Football Manager cominciava così, vedi. Fantastico. Winning Eleven, ecco come si chiamava, non era PES, era Winning Eleven, esattamente. Winning Eleven. Assolutamente. Il commercialista Falco chiede al commercialista: quanti like stiamo, ragazzi? Io lo so, ho scelto un orario, sono scemo io perché non sono un bravo youtuber, ho scelto un orario un pochino insolito, ma perché? Perché volevo portarvi Moschella aveva da fare con il lavoro e volevo assolutamente farlo live con voi per avere qualche domanda e qualche cosa, però durante la partita, adesso tra poco tutti gli interisti che vanno a vedersi la partita, io per primo devo assolutamente andarmi a vedere la partita, non possiamo non guardarla, anche perché se scende una di queste potremmo poi ritrovarcela in Europa League se facciamo il nostro dovere domani, quindi tutto a posto, e alla fine partita si vedrà quello che si deve fare, qualcuno andrà live su YouTube, qualcuno andrà live da qualche altra parte. Io penso che, dato che domani, e ve lo dico subito, siamo in 50, siamo pochi, siamo tra di noi, domani ovviamente si fa la reaction prima, io posto il video reaction e subito dopo che ho postato il video reaction, quindi sapete più o meno l'orario perché devo avere il tempo di editare, andiamo live e sfoghiamo live, oppure godiamo live, oppure facciamo domande live, perché il post partita su YouTube deve essere un must. Voi dovete sapere che se il Napoli fa una partita e io non ho musica, perché se non ho musica ovviamente il post partita del Napoli deve diventare un must su questo canale, sul Caffè Napoli 1926,
1926. Non si può fare, amico mio, il commentare live la partita non si può fare perché io sono troppo in ritardo con DAZN, e se apro DAZN e vedo ovviamente la partita, voi la vedete troppo presto, magari non mi trovo con il ritardo delle cose, me la spoilerate, questo per quanto riguarda la partita del Napoli. Poi magari qualche reaction live delle partite di altre squadre, o magari potrei fare una Coppa Italia, che in teoria ci interessa di meno, ma fino a un certo punto io voglio vincere la Coppa Italia. La Coppa Italia ti fa giocare la Supercoppa italiana, la Coppa Italia è un trofeo, io la voglio sempre vincere. Quindi ragazzi, alzate, vedete Ivan Paciotti, alzate i mouse, sotto ci stanno dei like, vanno messi in basso a sinistra, su, vedete che Ivan sa già prima, perché è uno che sa tutto, attenzione. Obi Martins, sì, l'attaccante dell'Inter, assolutamente sì. Gol Atalanta, attenzione, Luis Muriel su assist di Freuler, quindi l'Atalanta mette una seria ipoteca in questo momento, perché anche se Parigi, perché siamo in questo momento al 86esimo e l'Ajax dovrebbe segnarne 2 per poter passare e sono in inferiorità numerica, quindi non credo. L'Atalanta ha messo una bella ipoteca sul passaggio del turno. Io per sfizio voglio vedere un attimo la formazione con la quale l'Atalanta: Zapata, Gomez, Pessina, Gosens, Freuler, De Rona, Tabor, quindi la classica, Jim City, Romero, Toloi e Gollini. Sì, secondo me Gasperini si toglie lo sfizio di passare il turno e poi si deciderà. Arrizzo live. Grande Rita. Per Rita, solo per Rita, gli occhiali bellini gialli che con la luce sparata sono quasi trasparenti, come se fossero verdi. Sono gli occhiali magici, lo sai già. Le 3 capriole, sì, bellissimo. Assolutamente sì. PES 2010, un amore a prima vista. Nata volta? Sì, no, me lo ricordo, abbiamo detto, abbiamo già parlato. PES 2010, un amore a prima vista, Drogba, Berbatov, Messi, Nesta, Ronaldinho, Marek, mamma mia. Bello, però io già ero grande, già avevo meno tempo per giocare. Io nel 2001 che giocavo a botta, proprio come un pazzo. Buonasera Domenico. Forza Napoli sempre, vedi che te lo dice anche sì. 8 like, ragazzi, giusto per sfizio, perché lo so, noi siamo piccolini. Ieri abbiamo fatto una bella live a casa di Beppe il Bianconero con le introduzioni, c'erano tutti gli youtuber più grossi. Per me è stato un piacere, un onore a essere comunque inserito in questo gruppo dove c'è Neschio, dove c'è Asso, dove c'era Giano ieri, c'era Catto, Gabe, insomma c'era lo Zoccolino Duro, c'era Prince, insomma c'era veramente, a un certo punto avevamo occupato tutte e 9 le caselle, non si sapeva più come far entrare altri ospiti, si alternavano. È stata una live, ecco come al solito Juventini sempre fortunati, perché io questo ho detto ieri, al di là di quello che noi pensiamo tra arbitri, telefonate, passaporti, Suarez eccetera eccetera, al di là di tutto questo, che noi non lo neghiamo anche quando andiamo, ma sono fortunatissimi. Quello organizza questo po' di live il giorno prima e vincono 3-0 col Barcellona. Ma come siete fortunati? E tutti quanti noi dobbiamo dire la Juve ha giocato bene, ma perché bisognava dirlo? La fortuna sfacciata di certi Juventini è qualche cosa di incredibile, che poi bisogna ricordare che il Barcellona comunque è 10° in Liga, che comunque hanno giocato malissimo, che però non bisogna sminuire. Comunque al Camp Nou vincere 3-0 è qualcosa di impressionante. Ma perché? Perché Pirlo torna allo schema di Allegri, perché si è reso conto che le idee pirlistiche non funzionano, e comunque se vai al Camp Nou non funziona, non si è arrisicato. 3-5-2
proprio tatticamente pulito. Sugli esterni Alexandro e Quadrato, quindi quando swiftavano potevano difendere a 4 con Alexandro, Danilo, De Ligt, Bonucci eccetera eccetera, dall'altra parte Quadrato che andava e veniva. 3-5-2, nient'altro che 3-5-2, assolutamente. Gabriele Giacomazzi, buonasera. -4, dai ragazzi, ma non fatelo per me, fatelo per i moderatori che sono instancabili. Cioè, non so se voi vi siete resi conto della qualità dei mod. Cioè, boh. Stasera da Prince, assolutamente, vedremo di farci un giro. Siamo stati invitati da Asso, siamo stati invitati da Prince, adesso vediamo un pochino, magari facciamo un po' di spola per non far prendere collera a nessuno, noi siamo sempre contenti di essere invitati, però prima voglio farmi un giro sull'altra piattaforma con gli amici bellini per vedere se possiamo giocare un pochino tra di noi, poi dopo vediamo come va. -3, dai. Angela dove sta? Preferisco di più quando sei solo tu. Amica mia, ti ringrazio, ma perché ovviamente quando sto solo io posso leggere la maggior parte dei messaggi, qualcuno salta. Vedi, qualcuno dice sempre stanno crescendo, ahimè. Ma perché ahimè, amico mio? Non vuoi il bene mio? Non vuoi che tutto questo sforzo che sto facendo vedo un pochino di bene pure io? Non ti va? Niente, è sempre così ragazzi, quando si cresce, quando il canale è piccolo e siamo pochi intimi, è così. Appena cresci un pochino, quelli là intimi, alcuni, non tutti ovviamente, dicono ma non sei più come prima eri meglio. È un classico, l'abbiamo visto, i canali grossi, no? Che passano da 1 milione a 10 milioni di iscritti, ma quelli, non parlo nemmeno di youtuber del calcio, parlo degli youtuber in generale. Ma mi piacevi di più quando stavi nella stanzetta tutto senza luce eccetera eccetera, adesso hai lo studio, sei cambiato, e guagliò, ma quelli hanno fatto un percorso, cioè non devono essere gratificati dall'aver fatto bene il proprio lavoro e cresce la qualità anche dell'immagine delle cose. Non lo so. -3. Obiettivo crescere bellini e sani, ma esatto, uno non è che cresce a prescindere, cresce però sempre con qualità. Nel momento in cui voi mi dite non c'è più qualità, allora io mi preoccupo, ma in questo momento nessuno si può permettere. Oh, Vibelaz parlava dei non sì, vabbè. No, parla perché a qualcuno invece me l'ha detto, infatti, ma non mi piace quando fai le live perché non riesco a resistere. Non devi guardare, non ci posso fare niente. Continuo a fare i video brevi, quelli là da 10 minuti per tutti, non è che ho smesso di fare i video brevi per fare solo le live. Mi piace fare le live perché c'è un rapporto così, passiamo un paio d'ore insieme, mi sento anche più in compagnia con voi, mi sento legato all'Italia. Io i video continuo a farli, quindi non è che uno mi può dire ma tu solo le live non mi piacciono, preferisci i video. Guardati i video, li sto facendo, guardati i video, va benissimo, va assolutamente benissimo. Ciro, ciao, Ciro 14. Io vedo Valerio trasmettere dall'Empire State BD. Tra l'altro ragazzi, oggi ha buttato un po' di neve, la vedo qui in sottofondo, adesso si è calmata, ma il primo nevischio di New York. Quindi se arriviamo ad un certo livello e io mi sentirò un pochino anche più libero di uscire, perché ragazzi qua continuo a non essere sicuro uscire, quindi io preferisco stare a casa con voi. Ci guardiamo così evitiamo dei rischi inutili. Però qualche live da New York, dalla strada. Voglio andare a vedere il murales di Maradona che hanno fatto sotto il ponte di Manhattan, che ho visto c'è uno bello, devo andare a lasciare il mio contributo, una maglietta lì, la vado a lasciare. E quindi Elmas al Benfica. Alessio, a che livello hanno fatto un'offerta per Elmas? Elmas ci serve ragazzi, fammi sapere di che tipo di notizia si tratta. L'anno che andiamo in Europa League, il Barcellona è 10º, la Real seconda. Gabriele, certo, è chiaro. A me basta che non muti completamente i rumori, ti guardo sempre. Vibelaz, ma anche volendo, cioè dovrei praticamente cambiare gli infissi delle finestre per mutare i rumori. Adesso mi sono spostato in un'altra stanza, quindi forse un po' meno,
ma comunque se passa l'autoambulanza mi vengono a prendere a me, è chiaro. I rumori. Ma non è vero, è sempre bello ascoltarvi, grazie. La neve, sono caduti pochi fiocchetti, non credo si sia depositata perché ancora non fa quel tipo di freddo, però sì, Joe, lo devo andare a fare, assolutamente. Appena c'è una giornata un po' più tranquilla. E il fatto è che non voglio pigliare la metropolitana, lo dico onestamente, è un rischio che non vorrei correre la metropolitana perché troppa gente che tocca le cose, se non usano le mascherine obbligatorie in metropolitana, sì, però lo sai che i pazzi sono sempre dietro l'angolo, quindi preferisco andarci con la macchina. Se ci vado con la macchina preferisco andarci in un momento in cui non c'è traffico. Devo organizzarmi, ma sicuramente lo farò. Coney Island, vedi, vi ricordate con le bottiglie? Non c'era una bottiglia, vieni a giocare con noi. Da qui non la vedo, amico mio, perché io sto a Brooklyn, un po' più nord. Però dal roof, come avete visto da qualche video, si vede l'Empire verso Manhattan. Poi se mi giri da quest'altra parte c'è Coney Island. No, non è lontano, da qua che cos'è? Una mezz'oretta. Teniamo mazzo scassate, certo. Fa freddo e grandina. Ragazzi, copritevi, ovviamente. Sono usciti like, ragazzi. Finita 0-1, ecco qua. Finita la partita, fischio finale, quindi l'Atalanta passa in pompa magna con una vittoria in trasferta in casa dell'Ajax, quindi comunque un risultato, non l'abbiamo vista, ma un risultato sicuramente da non sottovalutare. Credo dopo 8 minuti di recupero sia finita anche a Midtjylland la partita del Liverpool, dove sono bloccati sull'1-1, quindi si può immaginare la fine di questo girone con il Liverpool a 13 punti con il pareggio. L'Atalanta va a 11 e l'Ajax resta a 7 con il Midtjylland che chiude a 2 punti, quindi l'Ajax ce lo ritroviamo in Europa League. Viceversa, il Paris Saint-Germain vince netto e finisce primo nel girone, superando il Lipsia per differenza reti. Ovviamente ne hanno fatti 5, non c'era dubbio. Passano entrambe con 12 punti, esce, e si sapeva già, il Manchester United di Cavani con 9 punti. Di cosa avete paura di più? Del Manchester? Dell'Ajax? Del Tottenham che già sta là? Delle italiane? Questa è la mia domanda per voi. Ma a New York minimo per stare ai loro ritmi devi camminare con una media di 5 km al giorno, per loro è normale. Sì, io ce l'avevo sti ritmi prima, adesso ho smesso, insomma, macchina, vado più comodo, però sì, prima era cammino, corri. Per Elmas si parla di 20 milioni, ma perché c'è la Mavenner che è giovane? Vale, vuoi vedere che ora mi metto il PC e la gente sarà più stimolata a mettere i like? Volete vedere Marat? Cioè vi siete abituati alla storia di Marat che entra in live? Ma quella deve essere una sorpresa ogni tanto, mica sempre. Oggi per esempio non se lo sono assolutamente meritati, sono pochissimi. Tutti che si stavano guardando la partita probabilmente dell'Atalanta, lo capisco. Possiamo fare 150, ma non credo proprio che ci siamo. Sì, anche 200. E a noi cacciamo con 40 persone online, si riuscendo like, fatemi capire. Se ti metti le calze a rete, forse, può essere. 103, bene. No, Gio, ho preso una macchina, fatto una cosa che se tornassi indietro probabilmente non lo rifarei, perché un amico si stava vendendo la sua Mercedes, e quindi era un'occasione da fare, perché me l'ha fatta pagare veramente pochissimo, e quindi mi ha pigliato sto SUV Mercedes che mi serviva per tutti gli strumenti, per andare alle gig con la batteria, un passo, un amplificatore, eccetera eccetera. Però se tornassi indietro mi prenderei una giapponesina, mi prenderei una macchina giapponese un pochino più facile da gestire. La Mercedes ogni volta che c'è da mettere la benzina, perché devo mettere per forza solamente la premium?
è 5500 di cilindrata, non si ha mai sostenuto fare devo fare tutte le luci da capo perché è molto elettronica, quindi tornassi indietro non lo rifarei perché sono più le spese che altro, però ovviamente è un macchinone che non mi lascia mai a piedi a livello di motore, corna facendo, arrostando, l'ho detto, corna facendo ovviamente. C'è anche in un video, mi ricordo c'era una reaction che stavo in ritardo e la reaction comincia in macchina. O Mercedes, ma ha fatto Mercedes, la gente non ci può credere. Sicuramente da Napoli, dall'Italia non ci possono credere, perché io avevo una Hyundai Getz e mi bastava e mi avanzava. In America i giapponesi vanno ottimi, ma sì, perché ricambi facili, più tu basta che guardi quelli che hanno gli Uber driver, no? C'hanno tutti la Toyota, c'hanno tutti la Camry, quelle sono le macchine che camminano e se devi ripararle non ti costa un occhio della testa. È un camion, lo so, è un pullman, cioè avete presente il pullman che metti davanti alla porta? A livello di motore è così, ma qui dovete anche pensare che è tutto più grande, cioè la macchina 1000 non esiste qua, tutto deve essere proporzionato alle strade, alle distanze che fa. Qua non si dice per esempio devo andare nel New Jersey, quanto dista 50 km, 50 miglia, no, qua si dice a orario. Quanto dista la gig sta a 1 ora e mezza perché calcolano il traffico più che la distanza, perché qua 10 miglia che in teoria li devi fare in 5 minuti, se c'è solo traffico, se è una di quelle strade trafficate ci va una vita. E quindi loro calcolano sempre a orario. Per andare in Filadelfia 1 ora e mezza, 2 ore, è la stessa cosa come se volessi andare a Roma. È così. Si calcola per orario. Sì, cambio automatico, assolutamente sì, non c'ha lo stick e ti dico la verità, è di un comodo, anche perché qua comunque il traffico, quando becchi il traffico sta un po' una maronna, come si suol dire. E quindi prima e seconda, per non anche sfruttare troppo la marmitta, va bene così. Il cavallo. No, io non avevo la Getz, attenzione Peppe, io avevo la Getz. Io avevo la Getz, no la Getz. Hyundai Getz. Vale, se troviamo continuità e facciamo un gruppo possiamo affrontare chiunque. Giorgio Mele, assolutamente. La squadra di quest'anno è forte, ragazzi. È forte. E quando andate a vedere le prestazioni che non ci sono piaciute, ci hanno deluso quelli là più forti alla fine. Non quelli scarsi. Quelli scarsi lo sai quello che possono dare. Ma è quando ti deludono Mertens, è quando ti deludono Fabian, Insigne, è lì che vai in freva, perché dici... Se questi qua che ti dovrebbero garantire la prestazione deludono, è chiaro che va in difficoltà, ma se loro girano tutti. Caccia fa. Cambio automatico no, ragazzi, lo so, ma immaginate la soddisfazione. Cioè, io ovviamente ho imparato a guidare a Napoli, quindi posso guidare ovunque, in India come dappertutto. Quando becco una macchina col cambio manuale qua, loro vanno in panico e io dico ci penso io, mi posso pure atteggiare, ci penso io, e loro vanno in panico. Qua io ho cambio automatico, non ci penso, ogni volta che torno in Italia ci devo ragionare un attimo, aspetta, già, ci vogliono quei 5 minuti di riassestamento, però lo so, lo capisco, è una bestemmia per noi. Gasperini lascerà l'Atalanta e il Papo Ilicic lo faranno. Alessio, siamo in attesa di saperlo. Sarebbe sfizioso andare a vedere che cosa sta succedendo. Giuseppe Ercolano, ciao. Tony, come stai? Buonasera. Come da voi conviene mettere la benzina a galloni? Ogni galloni sono 3 litri. Sì, diciamo che costa molto meno. Costa molto meno se fai la comparazione con l'Italia. Io non mi ricordo i prezzi italiani, però diciamo che al momento siamo intorno ai 2,5, massimo 3 per la super, ti sto dicendo per la premium, quindi la qualità maggiore. Parliamo di circa $3 a gallone
considerando che gallone sono 3,3 litri, $1 al litro, una cosa del genere, e sto parlando della premium, quindi costa comunque meno. 110 like, bravi. Vale, è uscita la conferenza stampa di Gattuso, ce la gustiamo insieme? Perché no? È stata un po' noiosa, devo dire la verità. Io l'ho vista, ma l'ho visto scazzato e l'ho visto poco propenso anche a dare risposte, eccetera. C'è stato, per la prima volta è stato molto anche domande. Ho fatto il routine. Anche le domande sono state un pochino banali e Gattuso non era in vena di sovvertire le domande, quindi veramente non serve a niente. 1,40 qua, ok, ma la premium donna? Cioè quella là super ottani, cose varie. Perché io per esempio io sono stato intimato dall'ex proprietario, ha detto non ti permettere di mettere la verde normale, devi mettere sempre quella la premium, altrimenti il motore te lo fotti sempre. Mentre a Napoli la mettevano a voto mese la super premium. Ok. Sarà solo tattica da parlare domani. Sì. Stasera biscotto? Non lo so, Giuseppe, io non credo. Adesso ce l'andiamo a vedere, sono le 3. Ragazzi, io vi dico la verità. Mi vado a vedere la partita dell'Inter perché mi interessa sapere, guardare tutte le partite. Poi dopo, se volete seguirmi, se veramente mi volete bene, volete seguirmi in ogni dove, nel link in basso trovate t.telegram. Arostà, mo lo faccio vedere così non ve lo dimenticate. Sta da questa parte. Eccolo qua, perché se no ve lo dimenticate, lo so, non è cattiva volontà, vi dimenticate queste cose, qua vi dovete unire, resta aggiornato con le notifiche delle live su YouTube, così da non perdere neanche un video, perché non è solo su quelle di YouTube, ma anche da altre parti, e visto che ci hanno detto, stai zitto, che sennò quello non si può dire, sono tutte cose così, sei incazzati Annicelli? Beh, poi vedremo tutte le cose. Ovviamente è arrivato Marat, quindi me ne posso andare. Ragazzi, vi lascio la linea ovviamente al grandioso Marat, il nostro moderatore, che vedete non solo ha il nome Marat Tire Mod, ha anche l'avatar del Caffè Napoli con la cosa del moderatore, una cosa bellinissima, direi. Tutti i link li trovate in descrizione, ci ricorda il Peugeot TV, l'altro mod. Ovviamente Armando Giulia, e infatti Gattuso dice l'insigne non fare il musone, e lui invece, e resta così il messaggio, lui invece sì, Giuseppe Ercolano, sì, è lì che però mi trovi sotto questo nome qua. Quella è la differenza, perché noi siamo sempre mentre mi acchiappano, non mi acchiappi, mi devi trovare, devi veramente volermi trovare, altrimenti non la rendiamo facile a tutti. Ed è così, ragazzi, siamo pronti, grazie per il vostro supporto, grazie per l'attenzione. Nel ringraziare Moschella, nel ringraziare per i vostri like, per il vostro supporto e per le vostre donazioni, assolutamente. Ecco il momento di Marat, siete pronti? Perché ve lo lancio in anteprima, dopodiché voi potete fare le vostre domande, le vostre cose, lui vi saprà dire cose anche segrete che di solito io non posso dire per motivi di copyright, anche insomma degli accordi interni tra le partnership di queste piattaforme. 1, 2 e 3. Bicarbonatoli. è così che io devo chiudere, assolutamente, perché questo messaggio di Michele è straordinario. Dopo il ruttino propongo un change in Bicarbonapoli 1926. Straordinarissimo, ragazzi. Marat, solo per voi su questo canale, e noi